Allora, Salvatore Livorno, le ho portato via la parola. No, assolutamente, anzi grazie, è una riflessione molto interessante. Io faccio un esempio concreto. Alcuni anni fa, con 4 amici al bar, abbiamo preso, diciamo, un comune a caso e ci siamo messi a fare i conti della serva, perché noi ci sembrava che quei cittadini di quel comune pagassero troppo dei rifiuti. Quindi abbiamo fatto proprio i conti sui costi del servizio, i passaggi nella raccolta delle varie tipologie, quante volte l'umido, quante volte la plastica, quante volte il vetro, no? Proprio i conti Cosa è della venuto serva, fuori? calcolando, facendo le somme dei costi, maggiorandoli per eccesso, considerando l'utile dell'azienda, dell'impresa che faceva la raccolta dei rifiuti. È venuto fuori che quel comune i cittadini pagavano il 40% in più di quello che il servizio effettivamente costava. E 40%. venivano fatte delle raccolte che erano, vado nel senso che dice il nostro pregiatissimo, come dire, ospite, nel senso che diceva lui, veniva fatta in un comune come quello, abbastanza grande ma con tanta campagna, veniva fatta la raccolta ad esempio del verde 2 volte a settimana. In realtà dove spesso e volentieri c'era l'orto e dove il verde Era compost veniva, come dire, riutilizzato utilizzato. naturalmente per altre vie. Quindi quei cittadini pagavano il 40% in più, perché purtroppo la politica, non è che la politica è sempre solo compiacente, perché non sarebbe neanche corretto dire questi termini, ma molto spesso non si hanno neanche le competenze per andare a capire dove c'è il trucco, perché come funzionava? Chi preparava... Basterebbe un po' di buonsenso ogni Certo, ma tanto. sì, esatto, ma a volte non c'è neanche quello. Io ho presente perché sono andato a diversi consigli comunali di quel tempo, in quel determinato contesto, dove veniva spiegata la tariffa dei rifiuti. No? Allora cosa capitava? C'era il signor Wolf della situazione, quello che va e risolve problemi, incaricato dall'azienda partecipata pubblica, che andava nel consiglio comunale e con un certo numero di slide spiegava il PEF. Uno dice: che cos'è il PEF? Il piano economico finanziario, in cui venivano illustrato tutto quella che era la filiera della raccolta, dei costi, quindi alla fine del costo al cittadino dello smaltimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti di quel comune. Che cosa emergeva? Ma se io sono un consigliere comunale, arriva uno che mi proietta 30 slide Non le con segui neanche, non le capisci. tabelle piccolissime, con numeri piccoli, cioè voglio dire, c'è un modo anche di non fare informazione, che è quella di dare troppa informazione. Se io ti metto in mano un bancale di carta e ti dico: qua c'è tutto, ma lì c'è di tutto di più, ma il cittadino comune, ma anche il politico, ma cosa capisce alla fine? Quello è un modo, uno dei modi più subdoli per in realtà fare i propri interessi. E ripeto, in quel comune i cittadini pagavano il 40% in più e avevano servizi inutili che venivano fatti semplicemente perché in realtà servivano a mascherare Ma allora, dell'altro. secondo lei, con esperienza, che cosa avrebbero dovuto fare i cittadini? A quel punto sollevare la questione, portarla Allora, all'attenzione pubblica per intervenire? io credo questo. Allora, la prima cosa da divulgare è l'informazione e la conoscenza. Se si conoscono le cose, in qualche modo si è anche più preparati. E vuol dire cercare di spiegare delle cose apparentemente complesse in maniera semplice. E quindi questo io lo trovo fondamentale. Io credo in un'opera, come dire, di divulgazione e di informazione dei cittadini. E poi bisogna favorire una vera partecipazione dei cittadini. Tu non puoi, come dire, pretendere che il cittadino sia bravo, gli consegni un tot di bidoni, si arrangia, separa, divide e poi alla fine si trova magari a non avere un reale beneficio di ciò. Chiaro, no? Quindi Occorre un processo non semplice, non breve, ma neanche impossibile da fare, perché se noi andiamo a vedere determinati modelli, non stiamo parlando della Luna, non è che non si può fare se non si vuole fare, ci vuole la volontà di farlo, perché vuol dire che tu devi fare un servizio, lo devi fare in maniera trasparente, in maniera onesta e non devi far gravare su quel servizio altri costi. no, dove ci sono c'è qualcosa che non quadra. Per chiudere. Per chiudere, io... Siamo nel mezzo del cammin di nostra vita perché... No, io banalmente solleciterei, stimolerei, favorirei tutte quelle attività che si mettono a contrastare in modo positivo, in modo proattivo, quelle organizzazioni criminali al fianco della pubblica amministrazione, anche attività imprenditoriali che riescono a dare la soluzione per questa gestione del rifiuto, producendo, quindi riutilizzando quella materia prima
che io chiamo ancora materia prima, che qualcuno chiama scarto, ma non è scarto, e che la riesce a riutilizzare nel modo più corretto. Quindi dare una valorizzazione. Ma sì, ma cerchiamo di essere attivi, non di dire abbiamo generato, perché il generare uno scarto, generare un rifiuto, da qualche parte deve essere poi collocato. Allora, se noi adottiamo le logiche anglo-americane, le scuole di pensiero anglo-americane in cui il rischio, che è sostanzialmente un problema, lo sposti in un altro paese, abbiamo spostato cosa? Spostiamo i rifiuti dal Veneto al sud Italia, in Africa, o lo buttiamo in mezzo all'oceano, non abbiamo risolto il problema. Ma il cittadino che fa la raccolta differenziata con i 7-8 bidoncini per casa, che non so da cosa, immagina che ci sia un processo del genere, ecco, ingenuamente, ad esempio, io non so quanti bidoni avete voi nelle vostre case. Certo che a me viene il dubbio ogni volta che io puntualmente cerco di essere molto ligio, molto attento, rispettare i giorni, gli orari. Ormai nel mio smartphone ci sono non gli appuntamenti, ma le scadenze rispetto al oggi c'è questo, domani c'è quell'altro. Questa particolare attenzione, in cui mi aiuta fortemente la tecnologia, ad esempio, molto banalmente, io non ho visto mai un comune che ti mette a disposizione un calendario automatizzato, no? Ti danno il classico calendario di carta. Io non capisco se la raccolta differenziata la fanno solo le persone anziane che hanno lo smartphone. Banalmente mettete a disposizione, ad esempio, un calendarietto automatizzato che puoi scaricare sul telefonino, e questo ti consente, già ti aiuta. Dall'altro lato, la netta percezione che lo sforzo, la fatica, per quanto possa apparire semplice, poca, perché tu stai facendo nel prestare quell'attenzione, dovrebbe essere in qualche modo debba poi alla fine ritornarti anche solo in termini di percezione, cioè vedi che hai abbassato il consumo dell'energia elettrica, piuttosto che vedi col tuo scarto abbiamo fatto questo. In Emilia Romagna, se non ricordo male era Modena, c'è un'azienda che in ambito locale a chilometro zero riutilizzano gli scarti e hanno creato nuove attività imprenditoriali. E questo le mafie. Questo va a dare posti di lavoro, questo va a contrastare l'infiltrazione, perché a quel punto non hai più motivo. Certo. Allora siamo in chiusura, grazie mille anche a lei. L'ultima intervista che voglio lanciare, tanto mi concederà legge, è soltanto di un paio di minuti, però interessante, di Paolo Borrometti, per cosa fanno sostanzialmente le mafie in Veneto, quindi questa chiosa un po' tutto il discorso. Io vi lascio con questa intervista, poi naturalmente ci sarà lo spazio dedicato alla finanza. Intanto buon proseguimento, grazie ai nostri ospiti di averci intrattenuto con degli argomenti molto molto interessanti. Continueremo su questo la prossima settimana con altri temi, per arrivare poi al 21 marzo, che è la giornata nazionale contro le mafie, che è stata promossa in modo particolare da Libera. Comunque è una giornata nazionale molto importante. Prego con l'intervista. Paolo Borrometti, quali sono le cose che il Nord ignora o sottovaluta della presenza e del radicamento delle mafie nei suoi territori? Intanto è proprio il radicamento che si ignora, si inizia a parlare dopo anni di infiltrazioni, e invece è un vero e proprio radicamento che è nel nord del nostro paese da anni. Noi dobbiamo capire che le mafie hanno il cuore pulsante nelle loro case madri, chiamiamole, quindi in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia, ma fanno gli affari in questa parte del paese e non solo. Cioè, che affari? Investono i proventi fra economia legale ed economia illegale, quindi fanno chiudere le imprese, perché è ovvio che nel momento in cui si investono capitali da riciclare, da ripulire, e lo si fanno in imprese, poi alla fine è ovvio che portano alla chiusura di quelle che invece sono le imprese sane. Ecco perché bisogna contrastare le mafie, perché non sono un fenomeno del sud e soprattutto portano la morte imprenditoriale in questi territori. Il Veneto rischia un effetto sottovalutazione simile a quello che pochi anni fa ha vissuto l'Emilia. È proprio così, noi ci siamo svegliati
qualche anno fa grazie ad un prefetto come Antonella De Miro con la mafia in Emilia Romagna, a Reggio Emilia in particolare. Oggi quelle mafie, l''ndrangheta in particolare, si è spostata in questa parte del paese, nel Veneto, ha ripercorso quelle che erano le orme già tracciate da alcuni boss di Cosa Nostra e hanno appunto iniziato ad investire, ed è proprio quella sottovalutazione o ancor peggio quel riduzionismo che provoca questa autostrada verso le mafie. Le persone, i cittadini debbono prendere contezza e lo devono prendere soprattutto chi amministra. L''ndrangheta è una holding criminale, noi conosciamo i suoi traffici più importanti, in Veneto soprattutto la capacità di riciclare capitali, ma insomma il traffico di droga, il gioco d'azzardo. Cosa sottovalutiamo? Le agromafie ad esempio? Esatto, abbiamo visto appena pochi mesi fa che un mercato del Veneto, l'indotto di un mercato del Veneto era nei fatti stato bucato, per usare una metafora, da alcuni 'ndranghetisti. La sottovalutazione rispetto alle agromafie che riguardano non solo il Veneto ma tutto il nostro paese in questo territorio è drammatico. Basta comprendere o cercare di comprendere quelli che sono i prodotti dell'ortofrutta, magari prodotti straordinari, che però arrivano sulle nostre tavole e hanno la contaminazione mafiosa, sia nel trasporto, sia nella commercializzazione, ma soprattutto all'interno dei mercati in questo territorio.